Buonasera cari telespettatori, grazie per essere in compagnia ancora una volta di iReporter per te. Vorrei spendere due parole, se posso, prima di presentare l'ospite che comunque è noto, ringraziando tutte le persone che ieri sera, piuttosto che vedere quella noiosissima partita dell'Italia, hanno scelto di seguire nel mio piccolo, insomma, questo umile conduttore, insomma. Io ve l'avevo detto, seguite iReporter per te, questo approfondimento del gruppo editoriale TV7, che forse è meno noioso rispetto alla partita dell'Italia, e ho avuto ragione. Tolta questa sottile ironia e polemica, presento l'ospite, anzi gli ospiti mi viene da dire. Un saluto quindi a Gennaro Marotta, consigliere della Regione Veneto per l'Italia dei Valori. Buonasera a lei e E buonasera a a tutti. Fergi, ecco qui Fergi, Buonasera anche da parte dolcissima, sua. vi posso assicurare, dolcissima e coccolosissima, si è fatta coccolare da tutto il gruppo editoriale TV7 e sarà in nostra compagnia per trattare una tematica, mi viene da dire, molto importante, soprattutto per chi ama, come me, gli animali. Questa sera la prima parte dell'approfondimento verte proprio sui cani in spiaggia. Ora si può, grazie proprio a chi è accanto a me e al lavoro naturalmente di squadra che avrete realizzato comunque. E cosa ne pensate però? Voglio capirne di più anche sulla vostra opinione, se vi va di dire la vostra. 049 80 777 57. Sappiate che successivamente si parla di qualcos'altro, di completamente differente, consultori familiari, chiuderli, punto di domanda, perché forse stiamo rischiando anche questo. Taglia di qui, taglia di là, alla fine rimaniamo tutti in mutande. Facile ironia anche questa, me ne rendo conto. Allora, consigliere, innanzitutto le esprimo, ma visto che proprio anche tutti i colleghi, veramente i complimenti per ciò che siete riusciti ed è riuscito a realizzare. Ci parli un pochino di questa novità che purtroppo mi viene da dire è solo regionale per il momento, speriamo comunque come uno tsunami contagi veramente tutta l'Italia. Prego. Sì, grazie. Allora, io intanto, lei avrà visto prima i suoi colleghi, che ci siamo salutati, ho domandato chi aveva animali. Su 5 persone che eravamo, 5 avevano gli animali. Esatto. Questa non vuol dire che tutti i veneti hanno un animale, però una buona parte dei veneti hanno un animale d'affezione. Questo significa anche che queste persone, tutte queste persone, possono avere un po' di problemi, almeno fino adesso avevano un po' di problemi quando ad esempio decidevano di andare in vacanza o di andare al mare, sulle nostre belle coste. Perché? Perché c'erano i divieti delle capitanerie di porto. I divieti è per gli animali che non potevano transitare sulle spiagge. Questo divieto è un divieto arcaico, è un divieto superato dalla storia della società e dalla storia anche degli animali, perché gli animali ormai non sono più animali allo sbando, sono animali seguiti, sono animali che fanno parte di famiglie, ragion per cui certo, sono anche vaccinati, sono inseriti, spese, sono controllati, fanno parte dei budget familiari. Esatto. Ecco, giusto per dire che comunque sia, sono assolutamente controllati dal punto di vista sociosanitario. A parte ciò, c'è da dire che le famiglie, nella maggior parte, si devono industriare solitamente per vedere dove lasciare il proprio cane o il proprio animale d'affezione che non sia il cane. Questo succedeva fino adesso. Adesso c'è una legge, almeno in Regione Veneto, che permette alle persone che hanno animali d'affezione di portarli anche in spiaggia. Io penso ad esempio alla camminata che si fa al mattino, solitamente lungo la battigia, vedere, come mi è capitato spesso, di vedere tante persone che si guardavano addirittura intorno perché avevano paura di vedere o intravedere qualche vigile che giustamente c'era un divieto, facevano rispettare il divieto e potevano dare delle sanzioni. Adesso queste sanzioni non ci potranno più essere, c'è una legge regionale che prevede che su tutte le nostre coste sarà possibile portare i cani in spiaggia. Voglio sottolineare che questo non significa una libertà di fare gli anarchici, cioè, non è un'anarchia. Adesso possiamo, Assolutamente no, noi no. portiamo i nostri cani in spiaggia a fare se vogliamo una camminata sulla battigia, ma con la museruola e il guinzaglio, che è comunque una grande cosa, perché gli animali hanno bisogno anche loro degli spazi e dei molti spazi che ci sono. E se devo essere sincero, io ne conosco molti che sono molto peggio usati dagli umani che non dagli animali.
Allora, da animalista mi piange il cuore sapere che comunque ci debba essere sempre il guinzaglio. Guardate questa foto, parla da sé. La gioia è... Posso per una volta dire un termine non molto giornalistico? La goduria di questo cane, insomma, è al mare, è al fresco e in più ha la sua pallina tra i denti. Cosa c'è di meglio? Forse magari un bel gelato se non fa male. Quindi mi piange già il cuore sapere che comunque c'è la normativa logicamente obbligatoria per quanto riguarda il guinzaglio, perché mi sembra di, non lo so, di limitare il divertimento, quindi la goduria come ho utilizzato come termine, però capisco anche questo. Ma vede, bisogna anche pensare a chi non ha gli animali e chi Esatto. non vuole stare con gli animali, perché è giusto e le persone hanno assolutamente il diritto di esercitare liberamente la propria, di poter stare liberamente in spiaggia senza Ho avere sempre rotture di fatto della mia scatole. vita la filosofia, nel senso di Assolutamente. dove finisce la mia libertà, La comincia mia la libertà tua. finisce Dove nel comincia la momento in tua, cui io esatto, do e fastidio a viceversa. qualcun altro o comunque ledo la libertà di qualcun altro. Esatto, Questo, attenzione, questo è sì, no, fondamentale, io se tu sei volevo... educato, se no, Esatto, questo io sinceramente penso che nella maggior parte delle persone che ho incontrato in questi ultimi mesi, persone proprietarie di animali d'affezione, io ho visto una percentuale assolutamente miserrima, minima, di persone ineducate, maleducate, screanzate che permettono ai loro animali di fare cose che non stanno né in cielo né in terra. forse perché pian pianino la cultura sta un pochino Sta prendendo cambiando, piede, sta la cambiando. cultura sta prendendo piede. Per fortuna diciamo di sì, ed è per quello anche che abbiamo insistito con questa proposta di legge che ha trovato anche l'appoggio del consigliere Padrin, in particolare Leo Padrin, che era il primo firmatario della legge per il divieto di mantenimento dei cani a catena. E in quella legge, in quella proposta di legge, siccome io non è che mi interessa, a me non è che interessasse, la legge deve essere la legge Marotta o la legge primo firmatario Marotta, a me interessava arrivare alla Ottenerla. pratica, esatto, alla cosa pratica. La cosa pratica è, possiamo inserire una norma che preveda questo, che era l'oggetto di una mia specifica proposta di legge a parte, che però languiva in commissione, era ferma in commissione e chissà se mai sarebbe stata approvata. Il relatore, lo ringrazio, ha consentito, ha ritenuto che fosse possibile fare l'accostamento, abbiamo inserito questa norma, è stata approvata da tutti, destra, sinistra, centro, è stata approvata da tutti, che significa che c'è comunque una sensibilità della Regione Veneto, c'è stata una sensibilità della Regione Veneto sulla materia. Poi c'è chi, per carità di Dio, viene fuori polemicamente e dice ma potreste fare anche altro. A me è successo ieri con l'onorevole Berlato, l'europarlamentare Sergio Berlato, che mi ha contestato questa cosa dicendo ma in regione avreste potuto fare altro invece che fare queste cose, perché comunque gli animali, anch'io sono padrone degli animali, però cioè, bisognerebbe pensare al lavoro o a quant'altro. Marotta, io non so la questione, quindi non essendoci lui... No, nessun problema, no, ma non ok, c'è nessun problema. eh. Io ho fatto presente che gli animali, non vuole essere polemica o maliziosa, io dico che gli animali sono importanti invece, Certo. sono importanti anche nelle famiglie. Io ho visto mio suocero, che pace all'anima sua, è morto 15 giorni fa, Mi spiace. grazie, e ho visto che per un periodo lui ci teneva la nostra cagnolina, La Fergie. stava meglio. Stava meglio. Noi ci siamo parlati prima, si parlava appunto di pet therapy e quindi non è che ce la siamo inventata No, noi, sono no, veramente no. dei doni che il Signore ha regalato a noi sotto forma appunto di animali a quattro zampe o di creature insomma a tutto tondo che noi Sono riusciamo anche a creature che maltrattare meritano, esatto, io e a infatti farne non di tutti, capisco, o abbandonare. ma io infatti non capisco chi ha un cane e lo maltratta, cioè non riesco a come riesca a fare. Invece sulla questione degli abbandoni, diciamo che questa legge potrebbe anche essere utile a evitare abbandoni magari quest'estate, no? Invece di abbandonarlo se lo Esatto, possono dice che abbiamo portare risolto un po' in il problema, spiaggia. esatto. Ecco. Abbiamo, consigliere, le passo Sì. l'auricolare, abbiamo al telefono la signora Adriana. Pronto, signora Adriana? Buongiorno, buongiorno, buonasera, Ma sì, Buonasera a Adriana, lei. non c'è problema. In Italia si Sì, dice buongiorno, buonasera, buon sì, pomeriggio, va appunto. bene No, tutto. no,
mi fa un po' specie che il signor Marotta, amante degli animali, presenti un cagnolino tutto frufru che magari sarà stato dal toelettatore tutto profumato. Io vorrei vederlo con un cane randagio in braccio, e allora sì, ritengo che sia un amante degli animali, sinceramente. Ma Adriana, adesso interverrà in sua difesa, insomma, il consigliere No, Marotta, no, cioè, però come fa a sapere da dove arriva e da dove non arriva Fergi? No, ma presentate anche qualche cagnolino che non è tanto, voglio dire, sarà un trovatello sicuramente, anche lui, ma presentate quei cagnolini, io ne ho trovato uno una volta piccolino, me lo sono portato a casa, l'ho accudito, poi siccome ne ho già a casa e non ho potuto tenerlo, ho chiamato l'ULSS perché lo portasse via, mi piangeva il cuore. Adriana, le posso fare però una signora. domanda e dopo do la possibilità di replicare a Marotta. Ma lei è contenta o no di questo cambiamento, del fatto che si possa andare in spiaggia e non solo? Sapete che ci sono anche i parchi pubblici e tante altre entità con il proprio amico a quattro zampe. Bisogna che le persone, cioè che si possa andare in spiaggia con i cani, non esageriamo però, ecco, sinceramente, perché diventa un caos e poi sì, i cani magari portarli là vicino, ma non sono tanto d'accordo a portarli in spiaggia perché sai che caos diventerebbe se tutti portano il loro cane. Grandi, Come mai la vede caotica, signora Adriana? La vedo caotica, penso che insomma se cominciano a fare i propri bisogni, sì, non c'è neanche più tanta igiene, ecco. Ecco, adesso ci addentriamo in questa certo. spinosa tematica che sarebbe emersa durante l'intervista. Allora, io la ringrazio per aver detto la sua e devo logicamente Grazie, signora. replicare. Adesso replicherò. Ecco, io sì, dico sempre la mia dal mio punto di vista. Ma fa benissimo. Grazie signora Adriana. Grazie a lei. Arrivederci. Un Arrivederci. saluto. Diteci liberamente la vostra, sapete che siete invitati. Prego, a lei la replica, Allora, insomma. a parte che io ho, Fergi si chiama la nostra cagnolina, ma ho anche un Labrador che ha preso mio figlio, ce l'ha portato cucciolo, adesso sta diventando grande, ma è un'altra razza, e non è un problema, non è questione di razza o di non razza. Se mio figlio mi portava a casa un cucciolo o comunque un cane, come si dice, non di razza, non ci sarebbe stato problema. Abbiamo avuto altri tipi di animali e quando ero in famiglia dei miei genitori, con i miei genitori, siamo 5 figli noi, abbiamo tirato su dei cani appunto non di razza, dei cani trovatelli, sì, dei cani normalissimi cani. Che Fergi sia tutta cotonata e tutta Fergi profumata. guardi signora, Fergi è cotonata solo perché a mia moglie piace alla sera intrattenersi con la nostra cagnolina e tirarle il pelo non per farla bella, ma per evitarle che si formino i nodi di pelo che poi sono difficili da sciogliere, ragion per cui ogni sera mia moglie ci perde quei 10 minuti volontariamente e sfiziosamente per dare la possibilità a questa cagnolina di vivere meglio il suo tempo con noi. Certo, dico una stupidata, abbino, quando si ama, quando si vuole bene a qualcuno o naturalmente annovero anche gli animali, si fa questo e l'altro, cioè giusto, è un parente stretto, è un figlio. Assolutamente. La stupidata era che anch'io con mia figlia che ha i capelli lunghi faccio la medesima cosa, cane, figlia, lo so, adesso tutti diranno ma è un parente, è un figlio alla fin fine, chi ama gli animali, chi ha un cane, un gatto o insomma altri animali da compagnia. Diventa una parte della famiglia. Esatto, e quindi cosa fai? Non ti prendi cura di un parente? Poi se posso di un affetto? suggerire alla signora una cosa, vorrei dire, signora guardi, io da quando, io prima non avevo, per un certo periodo della vita non ho avuto cani, e mia moglie mi ha convinto, prendiamo una cagnolina eccetera, e ho detto guarda che io ho un mestiere abbastanza particolare perché comunque fare politica siamo fuori spesso e volentieri. E non potrò seguirla, te la segui tu? Io sono sempre insieme al mio cane. Allora Sono lancio la sempre io pubblicità, insieme al mio cane. lancio la pubblicità e certifico un'altra cosa, cioè la presenza di prima Fergi. della pubblicità vorrei dire una cosa alla signora. Signora, lei ha ragione
Noi abbiamo lanciato con questa legge l'idea che deve passare, che è un diritto andare con i propri animali d'affezione vuol dire cani, Sì. gatti, non certo cavalli e quant'altro, in spiaggia. Questo non vuol dire mancanza di rispetto delle regole. Innanzitutto uno che ha un cane sa benissimo che deve essere dotato di palettina o comunque di sacchetti per tirare sulla cacca del proprio cane. Non esiste che un proprietario di cane, se ama il suo cane, lascia che il cane faccia su terra, spiaggia o parliamo dopo la quant'altro. pubblicità, mi Bevono perdoni te. se no mi tirano le orecchie.